Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto appuntamento live sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold per parlare solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata odierna, come al solito, spazio al campionato di Serie D, ma parleremo anche poi del campionato di eccellenza con i due gironi ed in modo particolare il nostro ospite è un protagonista del campionato di eccellenza, Filippo Raciti, allenatore dell'Athletic Club Palermo. Ciao Filippo, ben trovato. Grazie a te. Da capolista. Sì, al momento, sì. Allenatore capolista. Grazie. In questo momento di un campionato difficilissimo. Un campionato difficilissimo, come era, diciamo, da pronostico. È vero, è vero. Sì, sì, il campionato di girone A è abbastanza tosto e lo sto vedendo proprio di persona. Domenica avete giocato con il Castellammare, sì. Avete vinto, però io voglio fare un passo indietro. 15 giorni prima c'è stata questa importante partita che ha dato probabilmente una mezza svolta al campionato, però dici bene, ancora nulla è compiuto. Avete battuto il Gela, però parlando appunto poc'anzi fuori diretta, la partita più difficile probabilmente era questa contro il Castellammare. L'adrenalina ancora vi poteva creare dei problemi? Sì, no, mezza svolta no, perché comunque parliamo sempre di una gara di calendario, una gara dove ti poteva permettere di allungare, no? Di metterti a 4 punti, anche se nelle settimane precedenti, quando abbiamo vinto a Marsala, siamo andati a 4 punti, la settimana dopo, diciamo, abbiamo perso in casa, quindi ancora questi 4 punti al momento non sono niente, è giusto, è bello allungare, è importantissimo allungare, come abbiamo fatto, però credo che ancora non si è fatto niente, appunto, come hai detto tu benissimo, la settimana dopo era la gara forse dove creava qualche spavento in più, perché sai, vuoi non vuoi, l'adrenalina, essere comunque l'entusiasmo della vittoria in casa in questa gara ti poteva portare comunque un calo di tensione che la squadra ha metabolizzato benissimo. Tra l'altro un Castellammare che ha fatto un campionato secondo me, soprattutto nella prima parte, interessantissimo. Poi è chiaro che i valori tecnici alla fine in un campionato lungo come quello dell'eccellenza alla fine arrivano, pertanto hanno pagato probabilmente lo scotto anche di una partenza super giusta, sì, per fare punti per la salvezza, e adesso quando si va a incontrare una capolista stanno lì su per cercare di portare un punto con grande difficoltà. Sì, ma già l'abbiamo vista all'andata quando abbiamo incontrato in casa che tipo di squadra è una squadra comunque giovane, una squadra organizzatissima, una squadra che anche l'anno scorso comunque ha fatto benissimo perché arrivò nei playoff. Sì, arrivò nei nella griglia playoff, quindi l'anno scorso magari è riuscita a gestire i momenti per tutto il campionato, magari quest'anno un po' meno, ma sono partiti forte e sicuramente era un avversario da temere. Un avversario che comunque probabilmente si salverà abbondantemente, perché seppur lontano dalla zona playoff è anche abbondantemente lontano dalla zona playout. I playoff del vostro girone sono molto ingarbugliati, ancora tutto aperto. Sì, ma tanto dipende forse anche diciamo, da queste 6 partite, sia noi che il Gela, perché per un discorso di punti. Perché sappiamo che dalla seconda alla terza sono oltre 10 punti, non si effettuano i playoff, ma andrà diciamo, la seconda a giocarsi gli spareggi nazionali, quindi ancora c'è tanto da giocare. Sono sempre un terno all'otto. Esatto, quello sì, noi abbiamo comunque partite dure, partite con squadre che ancora lottano per la griglia dei playoff, per un posto nei playoff. Reggio Piana, Misilmeri. Esattamente, quindi ancora c'è. Che a prescindere se vanno o meno nei playoff sono squadre importanti. Sono squadre forti, squadre forti, ma ti dico che il girone A è un girone che io non l'avevo mai fatto, questo è il primo anno, ma riconosco comunque la forza e la difficoltà di questo girone, ma oltre alla difficoltà, diciamo, tecnica, c'è anche una difficoltà rispetto al girone B ambientale, perché ancora comunque campi difficili, squadre con una mentalità battagliera, quindi società attrezzate, e vai incontro la domenica a situazioni, diciamo, quindi pesa difficili. Di più la vittoria in questo girone A rispetto a quella del girone B, secondo te? Ma no, guarda, vincere è bello ovunque, se c'è la possibilità di farlo, sì. È vero. Mi manca soltanto quella gioia di una Coppa Italia sfuggita per un piccolo problema burocratico all'interno della vostra società proprio in occasione, però è anche vero che certe volte bisogna anche accontentarsi, no? Nel senso che vincere un campionato è certamente un grandissimo successo. Sì, no, la Coppa, diciamo, siamo usciti da imbattuti. È vero. Sì, l'abbiamo presa comunque non a ridere, adesso ridiamo, chiaro, però adesso ci scherziamo ovviamente era comunque un obiettivo dove ci tenevamo comunque a portarla
a portarla al termine, però anche comunque l'esperienza mia, l'esperienza comunque di tanti ragazzi che sono i rosa che abbiamo d'Italia vinto. uscente, voglio dire. Sì, l'abbiamo vinta questa coppa negli anni passati, non un anno ma tanti anni, sì, quindi ci tenevamo. È vero, è vero. Ritornando al girone, adesso domenica avete una partita in casa contro il Casteldacia. Sono le classiche partite, comunque secondo me da prendere con le pinze, perché le difficoltà, diciamolo pure, anche con le squadre pericolanti esistono. Ma guarda, ti ripeto sempre il discorso che abbiamo fatto poco fa, che in questo campionato non ci sono gare scontate, non ci sono gare facili. Credo che sono poi, sai, le ultime 5-6 partite poi sei un po' con l'acqua alla gola, ma non tanto per chi deve vincere ma anche per chi si deve salvare, certo, quindi certo. Non hai più discorso dove c'è tempo, non vinco ora, però ancora abbiamo tempo per recuperare, credo che poi il tempo stringe e non c'è più il tempo di meno e la palla scotta un po' di più e il tempo passa e poi subentra anche il nervosismo, no? Certo, è logico. Senti, hai seguito chiaramente anche il campionato di Serie D, no? Sì. Perché un po' ti appartiene, nel senso che lo hai diciamo seguito da protagonista anche negli altri anni. È un campionato di Serie D molto ingarbugliato perché c'è questa corsa Siracusa Sì. Regina, potenzialmente c'è una terza incomoda che potrebbe essere la Scafatese, ma credo che sia un discorso a due? No. No, perché domenica ho visto la partita, ho visto Paternò-Regina. Sì? Paternò comunque parliamo di una squadra Sei forte. stata a casa tua allora? Sì, sono tornato di una squadra comunque giovane, di una squadra che sta facendo un grandissimo campionato e ha dato filo da torcere alla Regina che la Regina parliamo di una squadra forte, sì, parliamo di una squadra numeri e quantità e con ambizione importantissima, è vero, quindi è vero. questo significa che se la Regina comunque va a Paternò con una squadra del Paternò che sta facendo benissimo, significa che le altre squadre non sono da meno e ogni partita è pure lì difficile. Soprattutto in questa fase del girone di ritorno dove i punti sono tripli. I punti sono tripli, esattamente. Allora, abbiamo dunque inaugurato il discorso riguardante il campionato di Serie D, pertanto iniziamo con la Lega Nazionale Dilettanti. Siamo giunti alla nona giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati, Scafatese che vince fuori casa 2-0 contro il Pompei, vittoria fuori casa anche per la Castrum Favara all'Ocri, pareggio tra Akragas e Città di Aciriale, vittoria del Licata 1-0 sull'Enna, 3-0 della Nissa contro la Nuova Igea Virtus, vittoria fuori casa della Regina contro il Paternò, vittoria anche per il Sambiase 2-1 contro il Ragusa, Siracusa Calcio batte San Cataldese 3-1 ed infine il Città di Sant'Agata che vince addirittura in casa della Vibonese per 3-1. Le distanze sono sempre immutate rispetto a 7 giorni fa, 3 punti di distacco tra Siracusa e Regina 1914 con 54 Scafatese, 52 Sambiase, 45 Vibonese Calcio, 39 Nis FC con 36 Nuova Igea Virtus, 34 Paternò Calcio con 33 Castrum Favara, 32 Ragusa Calcio, 28 FC Pompei, 27 Enna e Città di Aciriale con 25 il Città di Sant'Agata, 24 San Cataldese, 23 Locri, con 23 abbiamo anche il Licata, ultima in classifica l'Akragas con 16 punti. È chiaro che si ritorna subito in campo domenica sarà la 10ª giornata, Castrum Favara FC Pompei, Città di Aciriale Licata Calcio, Città di Sant'Agata Paternò Calcio, Enna Calcio Siracusa Calcio, Nuova Igea Virtus Sambiase, Ragusa Calcio Vibonese Calcio, Regina 1914 Akragas, San Cataldese Locri 1909 ed infine Scafatese che giocherà in casa contro la Nissa. Allora apriamo subito il discorso e voglio parlare del Pompei che in pompa magna aveva deciso di essere protagonista di questo girone già dalla prima giornata. Le cose non sono andate per il verso giusto. Presunzione? Ma diciamo che il calcio non è mai una scienza esatta. Non vuol dire perché l'anno prima hai fatto una squadra forte in eccellenza, se l'anno dopo magari... Sì, ma quest'anno avevano speso all'inizio tanti soldi perché volevano veramente vincerlo questo girone. Sì, però sai, a volte quando cambi tanto non è mai... non può sempre riuscire tutto bene. I proclami non servono. Quello no. Non serve tanta programmazione, vedi Sambiase, squadra forte di eccellenza l'anno scorso dove hanno raggiunto obiettivi importantissimi l'anno scorso, sono riusciti a vincere quel campionato, ad andare in D e quest'anno
2-3 puntelli stanno facendo un campionato credo incredibile. È vero, anche se devo essere sincero, la partita in casa contro la Scafatese è stata una partita molto interessante da parte della squadra partenopea. Purtroppo era un derby ed è andato a favore proprio della Scafatese. Guardiamo gli highlights. Amici sportivi ed antisportivi, buon pomeriggio da Nico Orbaggio e ben trovati. Mettetevi comodi, godiamoci questa giornata di calcio, godiamoci il derby, godiamoci Pompei Scafatese. Il lancio di guerra a cercare Leve, la mette giù per Puntoriere, il filtrante, attenzione a Vitale, posizione regolare. Vitale perde un tempo di gioco all'esterno dell'area per Bocchetti, la traversone messo fuori dalla difesa, raccoglie Puntoriere che va col sinistro sul fondo. Magri guarda in avanti, pensa al lancio lungo e lo effettua col sinistro, va a staccare il liberato Russo, il pallone vacante che viene raccolto da Esposito, rincorso proprio da Leve. Stanno dando una grande mano gli attaccanti del Pompei, occhio al filtrante qui che supera Megna, poi la conclusione del gol della Scafatese, ha segnato Molinaro al 7° minuto, al primo affondo. Passano gli ospiti, palla al centro e si riparte con Russo per Guerra, Sepe in avanti. È in vantaggio però la difesa di casa, occhio a Puntoriere che prova a servire Leve, c'è tutto solo dall'altra parte Bocchetti, Leve calcio! Grande aggressività da parte dei rossoblù che fanno densità in zona palla e la riconquistano per un attimo, batti e ribatti, la conclusione da parte di Potenza. Puntoriere studia la situazione, si gira verso destra dove c'è De Luca, la sovrapposizione di Sepe. De Luca guarda all'interno dell'area, poi scarica su Sepe che ha lo spazio per andare al traversone, lo prova, il colpo di testa. E allora Bocchetti stavolta cerca di sorprendere gli avversari andando da Puntoriere, si gira Puntoriere, il cross con il destro, De Luca di testa, era fuori gioco. De Luca punta all'uomo, De Luca calcia con il destro, la respinta con il pugno e poi il pallone che viene allontanato. Occhio a De Luca che se ne può andare sulla destra, lo accompagna Sepe. De Luca entra in area, De Luca, Sepe vuole lo scarico, attenzione, Sepe col mancino, batti e ribatti. E quindi lo stesso Molinaro prova ad incunearsi, Foggia apre dall'altra parte, attenzione al sinistro. Qui invece viene incontro Puntoriere che fa il solito lavoro, pallone geniale per De Luca che può andare all'1 contro 1 al limite dell'area di rigore. De Luca se la sposta sul destro, De Luca converge, De Luca calcia, attacca la Scafatese con Esposito che arriva sulla tre quarti, allarga per Sant'Arpia, fa partire il traversone, Foggia, calcio di rigore per la Scafatese. Col Vesuvio sullo sfondo, D'Agostino davanti alla propria porta a cercare di difenderla dal tentativo di trasformazione di Foggia che parte D'Agostino è un eroe. Attenzione perché il Pompei qui può andare pericolosamente in ripartenza con Vitale, la sua falcata, c'è De Luca tutto solo, può ricevere De Luca l'1 contro 1 con Sowe, sta arrivando anche Bocchetti, De Luca guarda all'interno dell'area, il traversone, Leve, occhio andato a terra un calciatore del Pompei, si tratta di Vitale. Le proteste del pubblico di casa. De Luca converge, arriva al limite dell'area, il cross con la trivella, attenzione a Puntoriere, Colley, Aurino allunga la gamba, attenzione a Tomte, attenzione va giù Tomte, attacca il Pompei, attenzione a Vitale, sta arrivando anche Aurino, Vitale, non c'è fallo da parte di Esposito, attenzione qui perché c'è Neglia tutto solo che può entrare all'interno dell'area, arriva Russo, Neglia, rete 0-2, la Scafatese colpisce in contropiede, cala il sipario sul match. Ecco, questa è la Serie D. Scafatese che è corsara in casa del Pompei, ti porta a casa via 3 punti, a dimostrazione che ogni partita diventa un big match, soprattutto nel ritorno, no? Certo, ed essere, come abbiamo visto nel servizio, una squadra pratica. Sì, pratica, cinica, che ti vince la partita. Una squadra organizzata, una giusto. squadra compatta. È vero, e in Serie D questo fa la differenza. E tutto questo è successo probabilmente anche all'Ocri, perché la Castrum Favara, insomma, 3 punti importanti per la sua classifica, queste sono già le immagini, vinci in casa dell'Ocri, che è un campo difficilissimo e tu lo conosci bene. Benissimo. È un campo difficilissimo. Sì, comunque quanta energia ci vuole per riuscire a ci portare vuole tanta via energia, e poi se punti. vediamo comunque anche il cammino del Favara, vediamo una squadra
che non si arrende mai. È un po' la caratteristica secondo me di Infantino, esattamente. no? Sì, quindi squadra difficilissima da incontrare in questo campionato e lo sta facendo vedere ogni domenica. Ma adesso in che posizione si può collocare la Castrum Favara? Perché è un po' nella zona di mezzo tra una salvezza certa e comunque la zona bassa che insomma fa muovere molti punti. Secondo me tra qualche settimana potrebbe tirarsi respirare, fuori. sì, magari un po' d'aria diversa, perché secondo me proprio ha il carattere, ha la mentalità per uscire e mettersi un po' più tranquilla. Quanto ti piace Infantino? No, mai. Conosco ai tempi quando ero io lo so, all'Atletico infatti. Catania, quindi è vero, è sempre stato un leader, un allenatore in campo, sia da calciatore che da allenatore. E poi mette quella grinta giusta per questo per questa tipologia di campionato, esattamente, no? per questo cioè campionato. ti dà quella forza mentale che serve. Se tu hai quella puoi fare tanto, mentre invece può fare poco a questo punto l'Akragas, perché sappiamo benissimo che la situazione dell'Akragas in questo momento è quasi alla frutta. E diciamo che i problemi societari hanno superato i problemi tecnici. Però quindi non si riesce a capire come hanno fatto a pareggiare contro il Città di Aciliale, che la settimana prima batte il Siracusa. Diciamo che erano 3 punti abbordabili, però evidentemente comunque c'è grande rispetto anche per i giocatori che in questo momento indossano la ma maglia anche per la maglia, esattamente, questo è il grande no? attaccamento, esattamente, quindi questo fa onore ai calciatori, allo staff che ancora comunque riescono a dare tutto. Questi sono grandi professionisti. Tu non lo puoi dire perché tu giustamente sei un allenatore, lo dico io, però secondo me c'è da condannare anche comunque chi ha portato in questo momento questa società in questa posizione. Cose strane che hanno fatto crollare comunque tutto un progetto. Sai, però in questi casi è facile dire, senza dare delle colpe e tutto. Questo io è conosco anche vero, comunque, noi bene o male siamo comunque, lontani, esattamente, questo poi sì. conosco pure anche i dirigenti, conosco i direttori, sono amici e persone che sono andati via tutti adesso, sì, che rispetto veramente tantissimo. Beh, c'è Graziano Strano che con te ha vinto sì, la Peppe Coppa, Cammarata, no? esattamente, quindi parliamo di persone, comunque personaggi nel mondo del calcio dilettantistico importanti. Poi alla fine chi paga è Agrigento. Esattamente, Chi sempre paga così. è Agrigento. È sempre così. È vero. Però è anche vero che imbrigliano il Città di Aciliale. Guardiamo gli highlights e sentiamo anche l'allenatore del Città di Aciliale. Giustamente l'Akragas ha fatto la sua partita, ha fatto una partita di contenimento, si è messa a 5 alla dietro, cercava solo di chiudere gli spazi. Noi siamo stati proprio molto lenti, soprattutto nel primo tempo, andavamo spesso in ampiezza mentre dovevamo andare molto in verticale, e questa cosa mi ha innervosito molto, perché se vai così, quando c'è una squadra che gioca sotto la palla, se non vai nell'1 contro 1, se non crei nella superiorità numerica o non giri velocemente palla, fai fatica. Il campo sicuramente non ci aiutava, ci rallentava in questo, però comunque la squadra ha cercato in tutti i modi di fare gol. Dispiace che sul finale prendi a 20 minuti dalla fine, prendi un'espulsione di un giocatore di esperienza. Questo lascia un po' l'amaro in bocca, perché comunque sia giocare in 11 gli ultimi 20 minuti sarebbe stato sicuramente un'altra partita. Ripeto, attenuanti non ne voglio, ci portiamo il punto a casa sapendo che potevamo fare molto di più, però alla fine smuoveva ancora di più la classifica. Pareggio dunque tra Akragas e Città di Aciliale, vittoria invece del Licata, fondamentale per la sua classifica, contro l'Enna. Enna che in settimana ha visto le dimissioni anche di Beppe Pagana e di tutto l'intero staff, anche e soprattutto del direttore sportivo. Un piccolo terremoto, nuovo allenatore Passiatore, ma mi voglio focalizzare un po' sul Licata. Che stagione è stata secondo te quella del Licata? Sicuramente rispetto alle stagioni precedenti, non dico nel senso brutta, ma diversa, perché comunque abbiamo visto gli anni precedenti come quest'anno, che il Licata è stato sempre... Della serie le ciambelle non riescono sempre col buco. Però è stata sempre quella società dove, quella società e quel gruppo, sia dirigenziale che tecnico, sì, che è riuscito ogni anno a prendere il meglio della squadra, che comunque ogni anno hanno avuto la possibilità di fare. C'è stato un gran lavoro del direttore Martello, del mister Romano, sì, e ogni anno ovviamente sai, poi
un anno non è mai come l'altro. Non è mai come l'altro. Ci sono 2000 dinamiche, ovviamente noi siamo all'esterno e non possiamo mai conoscere. Rispetto a tante altre squadre sembra quella più vogliosa e probabilmente quella più pronta per risollevarsi. Diciamo che ha ripreso quello che negli altri anni ha fatto la differenza. E quindi a questo punto il percorso potrebbe essere leggermente più facile, anche se però poi ogni facile partita no, diventa, esattamente, perché la Serie D è particolare, però già riprendere quella mentalità, riprendere quel filo tecnico che ogni anno ha fatto la differenza, secondo me in questo momento della stagione li potrebbe aiutare. È vero, guardiamoci il servizio, la vittoria proprio del Licata 1-0 contro l'Enna. Se non è uno scontro salvezza, crocevia di stagione, poco ci manca. Nella 26esima giornata del girone I di Serie D, Licata ospita l'Enna al Dino Liotta con 3 punti pesanti in palio. Arbitra l'incontro il signor Roberto De Paulis di Cassino, coadiuvato agli assistenti Gianmarco Esposito di Formia e Manuel De Lucia di Frosinone. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Capraro passiamo a raccontarvi il film di questa sfida che si apre dopo 5 giri di orologio con la prima occasione marca giallo-verde al lancio lungo per Cicirello che va con il mancino al volo abbondantemente largo. 5 minuti più tardi la sfera arriva a Bianco, l'ex FC Messina e Cireale rompe la trasversale dei pali del Dino Liotta con questo destro al volo. Al 12esimo costretto a alzare bandiera bianca e Spasa al suo posto Amenta. Minuto 25, rimessa laterale per Bianco, palla dentro per Maimone che tocca da Calogero Minacori sotto misura per il vantaggio giallo-blu 1-0 Licata davanti al proprio pubblico. Passiamo alle nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Inizia con un cambio dentro di piedi per Cristiano al 53esimo, la punizione di Lucchese per Bayer di testa mandato. Al 71esimo tocca a Timoneri prendere il posto di Nardella. Minuto 75 d'amore per Moreso. All'80esimo palla allontanata, colpo di testa di Gio Pedro per Cicirello che calcia bene ma Rossi para. Licata che dall'altro lato prova a chiudere i conti con Saito abile a recuperare il pallone e rientrare sul mancino, attento però l'estremo difensore Simeoli a sbarrare la strada per il 2-0. Nel finale scampoli di gara per Bamba in luogo di D'Agata, arrembaggio all'arma bianca, lancio lungo che arriva ad Aperi, conclusione parata da Rossi. Bamba segnerebbe anche la rete del pareggio ma tutto fermo per posizione di offside ravvisata dal secondo assistente. Termina così la sfida del Dino Liotta, il Licata torna alla vittoria, lo fa di misura grazie alla rete di Calogero Minacori. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Un in bocca al lupo anche chiaramente al nuovo allenatore dell'Enna Passiatore, nome storico del calcio siciliano, ha legato le sue fortune anche al Catania, no? Voglio dire, non è in questo momento facile pensare che a Enna le cose possono essere risolte in poco tempo, ma credo che la volontà dei dirigenti è quella comunque di salvarla la categoria. Sì, parliamo di una dirigenza dove ogni anno ha fatto la differenza, sì, quindi sì. Sai, quando scegli magari di muovere qualcosa, secondo me è una scelta, diciamo, fatta con la testa e non fatta Avrei puntato però su un allenatore siciliano, però è anche vero che poi abbiamo sondato e ci sono pochissimi allenatori siciliani in questo momento liberi per prendere una panchina pesante come quella dell'Enna in Serie D. Sì, però parliamo di una persona di grande spessore umano e tecnico, perché comunque anche di esperienza, ha fatto voglio dire, non è l'ultimo arrivato. Esatto. Vittoria incredibile della Nissa 3-0 contro la nuova Igea Virtus che era informissima. Queste sono le immagini, campo meraviglioso, ormai questo terreno di gioco fa volare questa squadra della Nissa che vince una partita contro un'Igea Virtus che comunque sino a 7 giorni fa era lì, l'ha superata in classifica, è cambiato tutto a Caltanissetta, adesso c'è tranquillità, serenità, risultati, il presidente è super contento e credo che abbiano già buttato le basi per la nuova stagione. Sì, sì, anche all'inizio comunque avevano forse un'ambizione troppo grande, ma non perché non hanno, diciamo, non hanno l'idea o la visione di poterla fare, ma solo perché il capo di Serie D
appena vieni dall'eccellenza non è un passo, ma sono tre passi. Paghi lo scotto. Anche se hai una grande squadra, una grande dirigente, lo scotto lo paghi. Sembra una sempre. Categoria di differenza, ma invece tra l'eccellenza e il ladino non c'è solo una categoria di differenza. Ce ne sono due, secondo me. Ce ne sono due, ma anche più che altro anche all'impatto mentale, no? Sì. Quindi devi cambiare la visione totalmente di come sei abituato e per quello che devi andare a fare. E devi avere quei giocatori che hanno già pronto quell'impatto mentale, perché sennò poi soffri. Esattamente. E poi loro quest'anno si sono ritrovati questo bomber che è ormai ambito da tutti. E non sono soltanto le squadre di Serie D a volerlo, ma anche si parla di categorie superiori, perché ha proprio la stazza di un centravanti che per il gioco italiano fa tanto. Fa tanto, e oggi ce ne sono pochini. In giro, Diciamo che Agudiak, se non fosse per l'età, potrebbe essere quello che potrebbe ambire alla competizione nei confronti di Diaz. Da lui, insomma, c'è anche un'età un po' più giovane. Ma anche il nostro Micoli. Ma anche il vostro Micoli, non scherzo, infatti, volevo dire proprio questo. Giocatore, secondo me, già prontissimo anche per la Serie D. Ma da tempo. Abbondantemente. Una Nissa che comunque ha dimostrato, secondo me, anche con il gioco di Campanella, di sapersi adattare alle squadre avversarie e poi puntualmente colpire. Adesso sono arrivati i punti in casa, cosa che mancavano con Terranova. Sì, diciamo che quando poi cambi marcia, specialmente in casa, in Serie D fuori casa fai fatica a fare punti perché trovi sempre campi difficili. È vero. In casa se riesci a avere continuità è tanta roba, perché comunque sai, muovere la classifica ogni volta che vai in casa e poi magari trovare qualche punto isperato fuori casa, questo poi alla fine fa la differenza. È vero, è vero. Tra l'altro adesso la prossima settimana, insomma, va a Scafati questa Nissa e lì probabilmente peseremo anche la forza mentale di una società nuova, tra virgolette, perché anche per loro è un ritorno in categoria dopo tantissimo tempo. Questo è anche perché si devono fare i punti in casa. Bravo. Perché poi vai in campi dove diciamo che non è facile farli. Non è facile. Però se li ritrovi. Voglio parlare del tuo primo amore, dell'ultimo tuo grande amore, del Paternò, che attenzione, sì, perdi in casa con la Regina, però se l'hai giocata la partita. Se l'hai giocata, ho visto Tu sei stato a vedere anche la partita. Ho visto la partita, ho visto veramente una grande squadra con un grandissimo atteggiamento, hanno veramente fatto sudare la Regina e non è facile. Come ti hanno accolto a Paternò? No, perché sempre... tu insomma, a Paternò sei già un re, no? Sì, hai portato la Coppa Italia, hai vinto il campionato. Benissimo, benissimo, mi faceva piacere comunque rivederli, perché dopo Firenze non è capitato di rivederci. Addirittura non c'è stata occasione per incontrare proprio il pubblico. Ci tenevo, infatti il primo sabato paternese che abbiamo giocato, la domenica libera, ne hai approfittato subito. Per salutare tutti, perché mi faceva piacere. Senti, che Regina hai visto? Ho visto una Regina di categoria, anche se sono giocatori fuori categoria, però sono calati nella categoria benissimo. Infatti tutto si vede dal vantaggio in poi. La squadra si è messa dietro, non ha rischiato niente, ha lasciato via proprio il Paternò gioco. Un po' sfortunato. Paternò sfortunato, ma Paternò è una squadra solida, una squadra compatta, una squadra che subisce pochissime reti, quindi poi il campo di Paternò non è un terreno, diciamo, che ti permette magari calcio spettacolo. Di Gaetano la categoria la conosce. O di giocare, quindi sì, Catalano... No, ho detto di Gaetano, ho sbagliato. Catalano è uno che conosce un conoscitore della categoria, l'ha fatta bene e sa bene o male come gestirla. E poi Paternò comunque è una squadra giovanissima, ben costruita, perché parliamo secondo me di un direttore che ogni anno Strianese non è l'ultimo arrivato per ogni anno fa capire, diciamo, la sua forza e la sua idea, quindi sono una squadra difficile da affrontare. Diciamo salvezza tranquilla, non credo che ci siano problemi. Ma secondo me hanno fatto un grandissimo campionato, soprattutto nel girone d'andata. Un grande campionato. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della Regina fuori casa, in casa del Paternò. Via al racconto della sfida con la prima occasione per la Regina al 13° colpo di testa di Adeio, allontana Retucci che evita pericoli maggiori al 17°, un episodio chiave che farà discutere. Conclusione di Viganisi dal calcio di punizione battuto da Alessio Asero, arriva la respinta con un braccio di Barilla, ma il direttore di gara Lorenzo Massari della sezione di Torino lascia proseguire. Un minuto più tardi dalla conclusione di Francia il pallone rimane lì in area di rigore, diventa buono per Viganisi
che conclude sulla traversa e va vicinissimo alla rete del vantaggio. Marino poi continua a lottare, allontana la difesa della Regina, che nel secondo tempo cambia volto e trova il vantaggio. Dagli sviluppi di calcio d'angolo arriva il colpo di testa di Adeio, autore di una super prestazione quest'oggi al Falcone Borsellino di Paternò. Il numero 2 anticipa Porcaro e realizza un gol pesantissimo mettendo palla alle spalle di Tosoni. L'estremo difensore rossazzurro viene chiamato in causa anche qualche minuto più tardi sul colpo di testa di Barilla. È bravissimo ad evitare la rete del 2-0. Al 25esimo altra disattenzione del Paternò con Francia e Pappalardo che non arrivano sul pallone. Ci arriva Barranco che poi sbaglia completamente la misura del passaggio e Ragusa non riesce a trovare il numero 9 in area di rigore. Nella medesima azione si fa male Pietro Marino, il numero 5 è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Speriamo per lui che sia nulla di grave. Nei 7 minuti di recupero sono tante le interruzioni, pochissime le emozioni. A fine partita il solito cerchio dei giocatori rossazzurri, autori di una buona prestazione, e poi i saluti al pubblico che anche quest'oggi ha fatto sentire il suo calore. Nel prossimo turno di campionato sfida contro il Città di Sant'Agata. Complimenti dunque alla Regina, un in bocca al lupo anche alla squadra di Paternò, perché certamente non è da questo incontro che passa la sua salvezza, perché ci può anche stare che perdi contro la seconda in classifica, ci mancherebbe. Parliamo invece adesso del Ragusa, altra insomma tua bella storia d'amore calcistico, perché perde contro il Sambiase, ma anche lì ci può anche stare, perché la squadra di Erra veniva da risultati importanti. C'è stato un cambio proprio anche nella mentalità quasi all'inizio del campionato di ritorno. Sì, un cambio di mentalità, perché comunque è rimasto lo staff tecnico, sono rimasti la dirigenza. Quindi hanno non fatto c'è stato quadrato anche al esattamente, si è gruppo. fatto quadrato, non è stato un cambio diciamo totale, ma un cambio secondo me mentale, dove magari forse all'inizio sai spendere troppo non è mai la soluzione migliore. Chiaro. A dicembre comunque hanno fatto quadrato, hanno capito magari limiti sia finanziari che tecnici. Chiaro. Comunque parliamo di un gruppo... Hanno dato fiducia all'allenatore che ha dimostrato. E poi parliamo che comunque di un gruppo dirigenziale, perché li conosco benissimo, certo, chiaro, forte, e a livello mentale forte. È vero. Quindi sai, non è difficile se poi ti cali, no? Chiaro. In quella che è comunque la realtà. Sambiase? Che ne pensi? Perché comunque bisogna dirlo, è la squadra rivelazione di questo girone. Sì, come abbiamo detto prima, quella squadra che forse nel mercato di luglio sembrava che dormisse. Sì, invece aveva lo zoccolo duro della passata stagione, più inserendo magari quei profili che ti permettevano comunque di affrontare questo campionato difficile, e alla fine la squadra che non mi ha sorpreso, però che sta facendo cose incredibili. Vedi la vittoria di Siracusa. È stata forse la punta dell'iceberg, che poi ha pagato probabilmente il fatto che non era abituata a stare altissima. Perché poi arrivare è facile, mantenere è difficile. È più difficile. Sentiamo le parole dei due allenatori dopo la vittoria proprio della Sambiase contro il Ragusa, 2-1 il risultato finale. C'è grande dispiacere per come è maturato per l'episodio decisivo, però fa parte di un percorso di gioventù e quindi non vanifica sicuramente la prestazione che hanno fatto questi ragazzi. Ancora una volta fuori casa hanno dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato, e ci lascia solo l'amarezza il risultato. Per il resto la prestazione ritengo al netto dei primi 15-20 minuti iniziali, dove il Sambiase ha fatto decisamente meglio. Ritengo che la squadra fino alla fine abbia dato tutto sotto il profilo dell'impegno e della generosità, anche con discreta qualità, quindi abbiamo creato difficoltà fino all'ultimo secondo e quindi ovviamente non siamo soddisfatti per il risultato, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta. Veniamo da un filotto di vittoria, abbiamo dimostrato di essere in salute e abbiamo ancora 8 partite, abbiamo il dovere di continuare così per tirarci fuori alla svelta. Sì, siamo stati bravi perché abbiamo vinto una gara difficile. Come avevo detto prima della gara, una gara contro una squadra in fiducia, una squadra che veniva da 4 risultati utili consecutivi. Io credo che bisogna capire che il Sambiase non
ha più uno status che viene affrontato con la leggerezza. Chiunque affronta noi purtroppo in questo momento ci accorgiamo che hanno il massimo del rispetto, quindi moltiplicano le forze. Fare il risultato oggi a San Biase per il Ragusa credo era un qualcosa di importante. Noi invece non voglio che diamo per scontato le vittorie, perché se diamo per scontato le vittorie diventiamo presuntuosi, e io non sono un presuntuoso, io sono uno che è abituato con la squadra a lavorare, con la squadra a gioire per tutte le vittorie, perché se passiamo dall'ambizione alla presunzione non mi sta bene. È il momento di parlare di questo Siracusa. Da dove iniziamo? Siracusa sopra di 3 punti rispetto alla Regina, Siracusa che si sbarazza discretamente e facilmente della San Cataldese, 3 punti che a questo punto mantengono il distacco dalla squadra calabrese, però è anche vero che questo Siracusa dall'inizio della stagione tira la carretta, quindi ci sono le basi per una società ed un'idea tattica ben precisa. Diciamo, sono 2 anni. Ma a parte che sono 2 anni, perché l'anno precedente l'aveva già vinto un campionato, perché contro il Trapani Mostre non si poteva nulla. Esattamente, quindi sta dimostrando e sta confermando quello che è continuità e ambizione societaria, che abbinata comunque all'ambizione di un allenatore nuovo in questa categoria, dove ha fatto altre categorie sia da calciatore che da allenatore, e di un gruppo che si è calato subito con quella mentalità di dover andare non per forza ma provare a tutti i costi a vincere questo campionato. Poi c'è quello zoccolo duro maturo che ti aiuta, la città Maggio, che ti aiuta, Sarao e tanti altri, e l'innesto anche di qualche elemento che ti può effettivamente dare l'ulteriore passo. E poi una panchina importante, perché quando tu metti in panchina gente come Convitto ti rendi conto che hai una forza anche al di là di quella che è la squadra titolare. E poi sono spinti in maniera intelligente dai tifosi, perché ogni domenica abbiamo visto in casa lo stadio sempre pieno, quindi c'è grande entusiasmo ormai da tanti anni, e fa tanto, e questo ti aiuta. E fa tanto. Guardiamoci questi highlights: la vittoria 3-1 della squadra di Turati contro la San Cataldese di Pitadecla. Il Siracusa reagisce prontamente alla sconfitta di Acireale piegando la San Cataldese al Desimone per 3-1. Senza Maggio e Sarao squalificati, Falla, Palermo e Rizzo infortunati, mister Turati affida il compito di falso 9 a Roberto Convitto. Ed è un Siracusa spumeggiante quello che già dopo 7 minuti di gioco indirizza la partita per il verso giusto. Russotto innesca Alma con uno scavino sull'uscita del portiere Lacagnina, un gol in fotocopia che ricorda quello di 2 settimane prima in casa contro il Locri. Al 18esimo si grida al calcio di rigore per gli azzurri per l'atterramento di Russotto, ma l'atterramento è avvenuto appena fuori l'area di rigore. Lo stesso Russotto calcia la punizione, ma la palla sfiora l'incrocio dei pali. Al 20esimo il Siracusa raddoppia. Russotto va ad innescare di grazia tutta una serie di finte e pallone sul primo palo dove Lacagnina non può arrivare. La reazione della San Cataldese al 22esimo con un diagonale sinistro di Sottile, il tacco di Sus evita la capitolazione. Ma lo sfortunato difensore azzurro si trova incolpevole sul corner al 32esimo per la San Cataldese. La spinta di Gueye permette a Sus di realizzare l'autorete alle spalle di Iovino. Al 36esimo azione travolgente degli azzurri dopo diversi batti e ribatti con il primo tentativo di Russotto deviato. Lo stesso Russotto trova l'angolino giusto per il 3-1 aretuseo. Al 38esimo la San Cataldese con un destro al volo di Guye prova a riaprire il match, ma in questo caso è bravissimo Giovino. Nella ripresa ancora Siracusa, all'11esimo ci prova Convitto con un tiro a giro, vola Lacagnina e poi il pallone sul cross successivo di Alma finisce in calcio d'angolo. Sostituzioni aretusee: al 17esimo a quadro per Russotto, al 20esimo Longo per Di Grazia.
proprio Longo. Al 24esimo innesca Alma, il sinistro però finisce alto. Al 25esimo invece a Quadro che lancia Longo, ancora un sinistro con la palla che si perde di poco fuori. Entra Di Paolo per Alma al 27esimo, dall'altra parte il bomber Montaperto per la San Cataldese, che subito al 28esimo si rende pericoloso con un sinistro che però viene parato da Iovino. Al 33esimo il calcio d'angolo di Longo, il colpo di testa in solitaria di Puzzone e la gran parata di Lagagnina che evita la prima rete in maglia azzurra per il giovane difensore campano. È il momento di Ba al 41esimo per Convitto, ottima la prova del falso 9 azzurro. Al 46esimo c'è però uno svarione della difesa retusea che innesca Guayet, ma la conclusione clamorosamente finisce fuori. L'ultimo cambio retuseo al 48esimo con Fontanelli per Puzzone. Non succede più nulla. Il Siracusa resta +3 sulla Regina, vittoriosa a Paternò. Domenica prossima, trasferta retusea in quel di Enna, la Regina ospiterà al Granillo l'Akragas. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con le immagini di Vibonese, città di Sant'Agata. Vittoria per 3-1 per la squadra messinese, una vittoria che poi in fondo non ci si aspettava nessuno, no? Nel senso che comunque questa squadra aveva un po' sofferto soprattutto in trasferta, eppure è andata a vincere a Vibo. Questi sono imprevisti. Le impreviste storie del campionato di Serie D. Campionato di Serie D, arrivi là con la voglia e la fame di... Hanno pagato secondo te lo scotto del fatto che per 3 anni hanno fatto i playoff e quest'anno con la mezza rivoluzione che hanno fatto? Però sai, quando c'è rivoluzione non è mai semplice gestirla, quindi hanno avuto magari, c'è voluto un po' più di tempo rispetto agli anni passati, dove magari dall'inizio già partiva come un outsider, partiva come quella squadra che potesse mettere in difficoltà tutti. Quest'anno magari hanno cambiato tanto, quindi... Hanno cambiato tanto, hanno cambiato anche l'allenatore, c'era anche la dirigenza, come ho visto. C'era Raciti prima, poi è arrivato il nuovo allenatore e quando è arrivato, insomma, sono arrivati i primi punti, anche se in questo momento la classifica piange, no? Perché poi adesso qualche scontro diretto che arriverà li porrà in una situazione o dentro o fuori. Esattamente. È scomoda. Bene, possiamo rientrare in studio perché chiudiamo appunto il discorso riguardante il campionato di Serie D e faccio la solita domanda al nostro ospite che ci viene a trovare ogni settimana, in questo caso a Filippo Raciti, allenatore dell'Athletic Club Palermo. Chiedo: chi vincerà il campionato di Serie D? Bella domanda. Bella domanda. Speriamo comunque, speriamo sempre una siciliana. Una siciliana? Sì, visto che magari sotto lottano. Però è anche vero che è soltanto una siciliana che in questo momento può vincerlo, il Siracusa. Quindi... Hai detto qualcosa ma non hai detto nulla. No, detto tutto, detto niente. Incrociamo le dita però. Esatto. Va bene, ok. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e ritorniamo a parlare anche di eccellenza. Tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.
ritorniamo a parlare di calcio, lo facciamo subito con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Partiamo con il girone A. Abbiamo parlato ampiamente, devo dire, di questo girone A, ma guardiamo i risultati di domenica, dove troviamo questa vittoria dell'Athletic Club Palermo contro il Castellammare 4-1, vittoria fuori casa anche per l'Accademia Trapani contro il Casteldaccia, 5-0 della Città di Gela contro la Folgore Castelvetrano, vittoria anche della Don Carlo Misilmeri nel big match contro la San Giorgio Piana, 0-0 l'Ascari Cefalù Super Giovane Castelbuono, 0-0 anche per il Marsala contro il Città di San Vitolo Capo, 4-2 della Parmonval contro il Partinica Audace ed infine pareggio tra Unitas Sciacca ed Oratorio San Ciro e San Giorgio. La classifica la conosciamo bene, ma la guardiamo nella schermata. L'Atletic in testa con 59, 55 per il Città di Gela, 47 Unitas Sciacca, 41 Don Carlo Misilmeri, 39 San Giorgio Piana, 36 Parmonval, 34 Marsala 1912, con 33 Accademia Trapani, 30 punti per il Castellammare, con 27 Città di San Vitolo Capo, 25 Super Giovane Castelbuono, 24 Folgore Castelvetrano, 22 punti il Partinica Audace, con 21 il Casteldaccia, chiudono con 18 Oratorio San Ciro e San Giorgio ed il Lascari Cefalù con 11 punti. Partiamo subito con le immagini, nel frattempo le commentiamo con il nostro ospite, l'allenatore dell'Athletic Club Palermo. Parliamo del Città di Gela che comunque lì vi segue a 4 punti, non molla, vince facile contro la Folgore, a dimostrazione che hanno forse smaltito anche la sconfitta contro di voi, no? Sì, una gara di rabbia, perché un 5-0 sa molto senza fiato. C'è un retrogusto di rabbia, no? Sì, immagino. Quindi, d'altra parte perdere una partita che poi è uno scontro diretto. Esattamente, settimana dopo poi subito hai quella rabbia di andarti a rifare subito immediatamente. Sono ritornati però con una determinazione fondamentale della serie, noi non molliamo, siamo lì. Sì, ma non hanno mai mollato e sono stati sempre la squadra da battere. È vero. Per quello che ho dichiarato da loro a inizio anno e da quello che hanno fatto vedere per tutto il campionato. Mentre invece per quanto riguarda le altre squadre, l'Unitas Sciacca è un po' in sofferenza, no? Perché forse è un po' distratto anche dalla Coppa, pareggia questa partita contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, a dimostrazione che poi devi stare con una mente aperta 24 ore su 24, giorno dopo giorno, e non è facile. Diciamo che gestire gare del genere ogni 3 giorni non è semplice, specialmente in queste categorie. Quindi noi l'anno scorso so qualcosa perché a Paternò poi devi fare una scelta arrivando a un certo punto della stagione dove puntate tutto su o punti su una competizione oppure c'è il rischio che puntarle magari entrambe gioca a tuo sfavore e non è detto che se punti un obiettivo va bene. Chiaro, quindi sono sempre dei rischi. L'obiettivo della Coppa e della serie la debbo vincere, ma devo vincere a questo punto la Coppa nazionale. Sono sempre dei rischi. E quindi ogni partita la devi prendere con però credo che alla fine lo Sciacca ha dimostrato di sta facendo un buon campionato. E tra l'altro Unitas Sciacca che vi ha battuto in casa, sì, mettendovi anche un po' in ambass proprio in prospettiva del big match contro il Gela. Sì, siamo tornati a 2 punti. A un punto da quella sconfitta, secondo me immeritata. Sì, ho visto gli highlights, credo che sia stata veramente devo dire che è stata una partita un po' stregata. Una delle gare forse più belle come occasioni, come gioco, come tutto per tutto il campionato, però capita poi il calcio ci mette... Come si dice in gergo, se la giochi 100 volte, 99 la vinci. Esattamente, il calcio poi ci mette lo zampino, lo sappiamo benissimo, quindi queste gare in un anno ci sono sempre. Possono succedere. Bene, vedremo quello che succederà a partire dalle prossime partite. Nel frattempo comunque questo Athletic Club Palermo giocherà in casa contro il Casteldaccia, ma lo abbiamo detto, è una partita che va comunque vissuta con la giusta adrenalina, senza esagerare. Diciamo che è una partita abbordabile sulla carta, però non tutte le partite sono abbordabili in eccellenza. E serve sempre fame, e serve sempre non perdere mai il focus che c'è sull'obiettivo, indipendentemente dall'avversario, perché siamo arrivati in una stagione, un momento della stagione dove non puoi dire e non puoi capire se una partita è più facile o più, diciamo, più difficile di un'altra. Devo affrontarlo ormai a 100 all'ora tutte. A 100 all'ora tutte, senza un attimo di distrazione, perché ogni distrazione può valere anche una stagione. È vero. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone B.
Un girone B dove c'è stato da qualche settimana il cambio al vertice di questo girone, con questo Modica che addirittura adesso vince fuori casa contro il Palazzolo, e c'è il contemporaneo pareggio del Milazzo, permettendo alla squadra ragusana a questo punto di allungare 3 punti proprio contro la squadra messinese. Gli altri risultati: Città di Avola 2020 Nebros 0-0, il Milazzo che pareggia in casa contro la Leonzio 1909, vittoria della Ionica fuori casa, vittoria sonante dell'Aci Sant'Antonio contro il Città di Mister Bianco, vittoria anche per la Leonfortese, il Vittoria che dimostra di essersi ripreso alla grande da quando è arrivato anche il nuovo Mister Terranova, 3-1 contro il Mazzarone, e poi il Rosmarino che probabilmente chiude le velleità di vittoria, almeno per quanto riguarda la zona playoff, dell'Imesi Atletico Catania. Questa è la classifica: Modica in testa, poi a seguire il Milazzo con 50 punti, 47 vittoria, 46 Città di Avola, con 44 la Nebros, 32 il Palazzolo, con 31 Leonzio ed Imesi Atletico Catania, 30 punti Gioiosa, 29 Ionica, 28 Leonfortese, 27 Rosmarino, 24 Città di Aci Sant'Antonio, con 21 punti Mazzarone Calcio, 17 Real Siracusa Belvedere, e chiude all'ultimo posto il Città di Mister Bianco. Parliamo di questo Milazzo, anzi facciamo una cosa, ci guardiamo il servizio, così poi ci possiamo rendere conto che probabilmente il Milazzo, non dico che è alla frutta, ma sta soffrendo questa stagione, iniziata certamente benissimo, e adesso questo fiato del Modica è diventato straripante, e probabilmente lì si sono notati i limiti di una squadra che comunque ha fin qui dimostrato di avere una volontà ferrea, quella del Milazzo, però poi alla fine ci vogliono i punti per vincere il campionato. Guardiamoci il servizio: Milazzo che pareggia in casa contro la Leonzio 1909. Il Milazzo non sfonda contro una Leonzio bestia nera dei Mamertini, capace nel match di andata di infliggere loro il primo stop in campionato e di imporre lo 0-0 al Marco Salmeri con 2 uomini in meno. Privi di Corso e Franchina per squalifiche, i locali devono fare conti anche con la sfortuna, colpendo 2 legni e trovando inoltre sulla loro strada un super Caruso estremo bianconero che risulta decisivo in almeno 3 occasioni. Pronti e via, dopo un giro di lancette la Leonzio potrebbe passare, ma Miraglia, servito da Reis, fallisce il vantaggio bianconero. Insiste la squadra lentinese, minacciosa per altre 2 volte, al 22esimo con Reis che prova a servire Miraglia, ma Piccioni disinnesca la minaccia, e 4 minuti dopo con Miraglia, il cui piazzato trova solo l'esterno della rete. Poi però il Milazzo inizia a spingere, al 39esimo Caruso dice di no al destro da fuori di Scolaro. L'estremo bianconero si ripete anche al 46esimo, quando con una super parata toglie dall'angolo la conclusione ravvicinata di La Spada. Sul proseguo dell'azione Giannaula di testa manda al lato. Nella ripresa al 56esimo proteste della Leonzio che vorrebbe assegnati 2 calci di rigore, prima per un presunto fallo su Ventura e poi per un presunto mano in area di Giannaula, ma il signor Raimondo dice di no. Capovolgimento di fronte sul corner di Scolaro, La Spada di testa manda a fil di palo. Legno che al minuto 64 centra invece Iantus con una conclusione dal limite. La squadra di Bognanni assedia l'area avversaria, al 73esimo ancora una strepitosa parata di Caruso ferma il colpo di testa di Diallo, e dal successivo angolo Ferré manda alto sulla traversa. Rossoblu che al minuto 76 reclamano un penalty sulla conclusione di Presti, ma il fischietto di Taranto lascia giocare. I Mamertini non si perdono d'animo, ma sono ancora sfortunati 2 minuti dopo, quando Scolaro di testa centra il secondo palo di giornata per i suoi, mentre la zuccata di Cassaro dal corner finisce di poco alto. Poi tra il minuto 79 e il minuto 82 il direttore di gara espelle 2 calciatori della Leonzio, finiscono anzitempo negli spogliatoi Miraglia e Quarto, ma nonostante la doppia superiorità numerica il Milazzo nel finale non trova il gol vittoria. Ci provano infatti Diallo, Cassaro e Dama, senza però centrare lo specchio della porta. Lo 0-0 finale consegna dunque al Milazzo il punto numero 50, rossoblu che si confermano sul secondo gradino del podio a -3 dalla vetta, mentre la Leonzio si porta a 31 a +7 sulla zona play-out. Tanta sofferenza a Milazzo, hanno tirato una stagione per intero, adesso il Modica probabilmente ha messo la quinta e li ha superati già da qualche settimana, adesso domenica ci sarà lo scontro diretto, però
E lì credo che sia il bivio. E lì è il bivio, però è chiaro che ci vai sotto di 3 punti, sì. E quindi è tutta una partita da prendere in maniera diversa. Però in un campionato, sai, in una stagione capita sempre quel periodo dove magari non ti riesce tutto bene. Sì. Magari il Modica all'inizio ha perso qualche punto, sì, il Milazzo lo sta però è anche vero adesso. che li ha recuperati poi punto su punto. Però il Milazzo li sta perdendo adesso, quindi domenica secondo me è la gara decisiva, ma proprio a livello di forza mentale, no? Sì. Questa gara lascerà a fine partita quello sprint o da una parte o dall'altra. Diciamo capace pure che se vince il Modica è fatta. È quasi sì. A quel punto i giochi sembrerebbero proprio fatti. Però rimane comunque una stagione meravigliosa del Milazzo. Nessuno si aspettava un Milazzo che stesse al primo posto per 6 mesi. Però diciamo che il gruppo dell'anno scorso, la maggior parte, quindi l'anno scorso ha fatto pure un buon campionato, ed era una squadra difficilissima da affrontare. Noi ne sappiamo qualcosa, perché comunque in casa abbiamo perso, fuori casa abbiamo pareggiato, e sappiamo che il tipo di gruppo poi soprattutto da loro è un campo sempre molto difficile. Quindi non era difficile, diciamo, fare bene, però ovviamente sono andate oltre le aspettative. Allora, in poche parole, per il pronostico finale di questo girone B del campionato di eccellenza, se eventualmente dovesse andare in porto una vittoria per la squadra di Modica, è fatta. 6 punti, 5 partite. Non ti sbilanci mai, Filippo. No. Va bene, ci può pure stare. Bene, siamo nella parte finale, ritorniamo a parlare in chiusura di questo Athletic Club Palermo. Vi aspettano tante altre finali, 2 partite su tutte certamente molto importanti, che sono quelle che riguardano gli scontri contro il San Giorgio Piana e la Don Carlo Misilmene, che tra l'altro la squadra di Napoli è difficile da battere, cioè veramente è una squadra che ti mette in difficoltà. Ci ha messo tantissime difficoltà l'andata. Anche all'andata, mi ricordo. 1-0, hanno pareggiato alla fine in 10, quindi parliamo di una squadra che non... È un po' la caratteristica delle squadre di che non Napoli, molla mai. Però sai, ci tengo a dire che non solo queste 2 partite saranno complicate. Chiaro. La prima inizia domenica già e sarà il Casteldaccia. Diciamo che step by step, un punto dopo l'altro, è logico. Per chiudere, ma questa stagione con l'Athletic Club Palermo, come la valuti tu adesso a quasi chiusura di campionato? Ma guarda, questo credo, spero, le valutazioni di farle... Un catanese che vince a Palermo, di farle, tante cose. Le valutazioni di farle a fine anno, sì. Però sicuramente... Credo mi sono trovato benissimo fino a questo momento, posso solo dire grazie al direttore, alla dirigenza per come ci fanno lavorare, sì. E per la loro visione che hanno di fare calcio, ma credo che non solo in questa categoria. Abbiamo la fortuna quest'anno magari di fare un passettino più avanti. Credo veramente che sono persone, sono professionisti nei loro lavori, sia anche nel calcio, capaci secondo me, con quell'ambizione possono fare veramente cose importanti. Quindi questa scelta di venire a Palermo dopo aver vinto la Coppa Italia nazionale contro il Paternò è una scelta che rifaresti sicuramente subito. Altri 100 volte. Sei contento sotto questo punto di vista? I palermitani ti hanno accolto bene, da catanese. Non posso dire niente, veramente. Bene. Solo parole positive. Benissimo, allora io ti auguro un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, parte finale intensa, e poi chissà, magari a festeggiare questa vittoria di campionato, l'ennesima la tua, perché insomma di campionati in eccellenza ne hai vinti parecchi, per cui ne ho un vinti, altro però questa qua ancora non è finita. Vabbè, lo sappiamo, però un tassello dopo tassello ti porta ad avere poi alla fine un bel curriculum. Complimenti tantissimo. In bocca al lupo per tutto, allora. Lupo, grazie. Grazie a Filippo Raciti, allenatore dell'Athletic Club Palermo, ospite nella puntata odierna di Penalty, che si chiude qui. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che ci vedremo chiaramente mercoledì prossimo in diretta a partire dalle 15:20, ma se volete rivedere questa puntata basta visitare la piattaforma HBB TV, sempre del canale 15 di 7 Gold, e poi se volete anche in versione on demand sulla pagina Facebook Penalty, e perché no anche visitando il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 7 giorni.